È del tutto strumentale, offensiva e falsa la dichiarazione del sindaco che avrei incontrato elettorato. Probabilmente il Giorgione, il castellano più illustre della storia dell'arte, nel dipingere la sua celeberrima Tempesta aveva previsto quanto successo in queste ore nella sua natia Castelfranco, dove tempestoso a dir poco è l'inizio della campagna elettorale. La scintilla parte da alcune dichiarazioni del sindaco uscente ricandidato Stefano Marcona, leghista doc, che tramite stampa non solo ha confermato la positività al virus dello sfidante del centrosinistra, ma ha fatto intendere come lo stesso abbia continuato a frequentare la città per scopi elettorali. Apriti cielo, Sartoretto non ci sta e racconta di essere stato sottoposto a tampone tra martedì e mercoledì dopo aver portato la madre in ospedale e averle fatto assistenza notturna. Alle 8 di sera di mercoledì 19 sono stato raggiunto da una telefonata di un medico del reparto di medicina, il quale mi ha detto guardi che il referto del suo tampone è positivo. Giovedì Sartoretto non ha nuove indicazioni, riferisce di essere rimasto in casa e di essersi mosso soltanto venerdì mattina per andare in un centro privato al fine di sottoporsi a ulteriori indagini. Dove sono andato con la mia macchina da solo, con tutte le precauzioni dovute, ho fatto il tampone, me ne sono tornato a casa e sono rimasto a casa mia. Alle 13.35 di venerdì l'invito da parte dell'ULSS di rimanere in casa, nel frattempo sono risultati negativi i tamponi sui suoi collaboratori e nel pieno della tempesta Marcon diffonde una nota, sottolinea di non aver diffuso il nome ma di aver semplicemente confermato la notizia alla stampa, ma quella di Marcon non è una retromarcia, per il primo cittadino doveva essere Sartoretto a rendere pubblica la sua condizione a salvaguardia dei cittadini. La tempesta non finisce qui e potrebbe arrivare in tribunale.